Il Veneto si smarca dal governo e dall'Europa e lo può fare per ragioni di salute pubblica e stringe i contatti per acquistare, le indiscrezioni non sono ancora confermate, 1 milione di dosi di vaccino tra i 3 autorizzati direttamente dalle aziende produttrici. In un caso il prezzo sarebbe il 40% in più di quello pattuito con l'accordo dell'Europa, in un altro però il 10% in meno. È vero che la Regione ha avuto dei contatti. Noi li vogliamo avere nell'ambito della legalità totale, rispettosi di tutte le leggi nazionali e europee, e non la viviamo neanche come una contrapposizione, diciamo, al governo. Dobbiamo prendere atto che prima viene la salute dei veneti. Se qua mi arriva uno con camion del vaccino, autorizzato, tracciato, che esce dalla fabbrica dei vaccini, di una di queste 3 aziende autorizzate, noi valutiamo. Guardate, stamattina proprio in una riunione c'era anche l'assessore Lanzarin, io ho posto una questione, no? Perché c'è una questione, se ci pensate. E uno potrebbe dirti, ma tu a che titolo vai a trattare e a comprare? A parte il fatto che c'è un titolo giuridico per poterlo fare. Noi possiamo acquistare farmaci. Ma ce n'è anche un'altra a rovescio. Tu a che titolo hai detto di no a un'offerta, mettendo a repentaglio la possibilità di salute di molti tuoi cittadini? È questo che è il nostro motore principale. Guardate che è molto delicata questa partita, però noi non ci possiamo portare in pancia la responsabilità di aver detto di no se effettivamente ce li potevano dare. Il contagio decresce, ma non vistosamente come qualche giorno fa. Gli assembramenti del fine settimana e la riapertura delle scuole superiori sono 2 variabili che potrebbero riaccendere l'epidemia e Zaia fa un appello per evitare comportamenti a rischio e non esclude una stretta con una ordinanza che non intacchi le attività produttive, dice. Non escludo che ci sia una ripresa del contagio, ma tutto dipenderà dai nostri comportamenti. Tutto dipenderà dai nostri comportamenti. Che nessuno si chiami fuori, perché non è un problema degli ospedali.